Oh, che carini. Ciao. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova avventura. Oggi andremo a vedere i misteriosi libri di San Daniele. Ma attenzione, questa sarà una escursione doppia, quindi è divisa in 2 step. Nella prima parte arriveremo al rifugio Cava Buscada e già questa sarebbe un'escursione. Poi da lì proseguiremo e andremo verso i libri di San Daniele. Il nostro punto di partenza sarà Casera Mela, che si trova poco sopra Erto, è vicino alla famosa diga del Vajont. Andiamo! Qui vediamo subito il cartello, Rifugio Cava Buscada, è aperto fino al 20 settembre, tutti i giorni addirittura, di qua. Abbiamo parcheggiato qui al parcheggio di Casera Mela, la strada per arrivare qui nei mesi estivi è aperta, d'inverno invece quando c'è la neve la chiudono, però potete venire su a piedi comunque, non è troppo distante da Erto. Qui a Casera Mela vediamo subito qui le sculture di Mauro Corona. Quindi passiamo proprio per dentro qua a Casera Mela. Abbiamo provato tutte. Abbiamo dato un'occhiata così a Casera Mela. Comunque qui accanto lì c'è il rifugio Casera Mela e qui inizialmente cominciamo a seguire questa strada forestale. Arriviamo qui dove vediamo un cartello che parla dei libri di San Daniele e della Cava Buscada. Comunque qui dovrebbe esserci, eccolo là, il cartello che dice vai su per di qui, facile sentiero non in salita. Qui vediamo immediatamente una caratteristica dei sentieri in Friuli Venezia Giulia, la pendenza di questa salita. Da qui in poi qui abbiamo fatto la facile forestale fin qua ed è 1 chilometro e 300 metri, 150 metri di slivello, ci abbiamo messo mezz'oretta. Adesso inizia la parte molto pendente. Qui nella serpentina che va su a zig zag vediamo questa parte qui, adesso mi avvicino e vi faccio vedere. Vedete qui che c'è questa roba di legno e queste strichette di faro. Qui c'era uno scivolone gigante che partiva da sopra dalla cava Buscada e portava giù il marmo da sopra, pazzesco. Il sentiero qua è un continuo zig zag cortissimo, proprio velocissimi, e si prende altitudine in un attimo, si fa del dislivello, i pezzi all'ombra stupendi, quelli al sole comincia a sentirsi del caldo. Oggi è il 10 di settembre, scesi dall'auto c'erano 20 gradi, estate continua. Ho fatto bene i conti, questo video uscirà il giorno di Halloween, quindi buon Halloween a tutti. Ci sarà già freddo? Sicuramente. Comunque qua è sottobosco, anche se tira da morire, è bellissimo. Cosa notate? A tutti quando scrivono capita di dimenticarsi una lettera.
Rifugio Bucada, invece è Buscada, di qua. Qui si apre una vista bellissima sul Duranno e da questa parte qua bellissima. Il Duranno dovrebbe essere il secondo monte più alto del Friuli. Siamo quasi alla fine di questo tratto e questa parte finale molto complicatina e tecnica. Infatti è morto uno, c'è la pietra. Ecco, e a prestare attenzione, sembra quasi un sentiero dismesso. È 1 ora e 50 che camminiamo, abbiamo già fatto un paio di soste perché c'è veramente caldo oggi, vedete Jack si riposa. Abbiamo fatto 565 di dislivello positivo, Ah, ecco. 3 km e 400 metri e siamo a 1750. Comunque mancano 5 tornantini alla strada, quella che incrocia diciamo gli altri sentieri che arrivano su al rifugio Cava Buscada, e lì dovrebbe esserci un bivio se vuoi andare alla cava o al rifugio. Qui l'ultimo tornantino, intercettiamo il sentiero e la strada, insomma, e c'è anche l'acqua. Vedi com'era? Sì. Ecco qua quello che vi dicevo all'inizio, che si riesce a vedere una foto d'epoca. Qui abbiamo una fonte d'acqua molto apprezzata. Beh, fresca. Qui alla fonte giriamo a sinistra e andiamo verso il rifugio. 600 metri di dislivello giusti dalla macchina, 2 ore giuste e 3 km e mezzo e si arriva al rifugio Cava Buscada. Succhi a mele, rossastro. Adesso qui c'è anche il cartello di giardino botanico, perché su tutte le piante ci sono i cartellini che ti spiegano cosa sono, quindi potete anche diventare più acculturati. Si arriva qua al rifugio e qua si gode una bella vista, cioè dai, al Duranno e compagnia bella. Proprio passando per in mezzo al rifugio, qua il sentiero continua e potete ammirare il resto del giardino botanico. Adesso questa parte del sentiero è un attimino in discesa, quindi molto goduriosa e veloce da fare, e abbiamo un super panorama, cosa che non abbiamo avuto venendo in su, no? Nei tornantini in mezzo al bosco. Quindi qui è veramente molto molto carino, qui c'è anche aria e anche se siamo sotto il sole qui si sta molto meglio. È scritto, c'è un cartello qua, Forcella Borgà qua sopra, sentiero un po' complicatino, perché vedete non si vede neanche la traccia. Noi continuiamo di qua. Abbiamo trovato qua un posticino all'ombra e ci facciamo una merenda con un paninetto con burro d'arachidi e marmellata, visto che è mezzogiorno e se vogliamo andare ai libri è ancora lunga. Dopo una breve sosta merenda riparte il nostro sentiero, però un po' troppo caldo per questa stagione, e non dite che il cambiamento climatico non c'è, non ditelo. Arriviamo a un crocevia. Allora, molto bene. Allora, giù, andando giù per il 381 si torna a Erto, cioè si va a Erto. Noi andiamo verso il CAI 372, l'Aste di San Daniele, e arriviamo sempre dal 381 Cava Buscada. E adesso si va su di qua.
Il sentiero qui ha ricominciato a proseguire a zigzag, a tornantini, però in questo ghiaione, quindi un pelino più tecnico, un po' più scivoloso, e il bianco dei sassi riflette il sole, e quindi se prima c'era caldo adesso lo sentiamo molto di più. Dobbiamo arrivare, non si vede in forcella là sopra, avanti. Arriviamo qui ai ruderi di Casera Borgà. E il caldo è devastante. Abbiamo fatto 912 di dislivello in 4 ore quasi. Adesso ci riposiamo un attimo all'ombra perché non ce la facciamo più, c'è veramente troppo caldo. Proviamo a mangiare, così ci riposiamo un po' e andiamo sopra in forcella dopo pranzo. Diciamo così perché c'è veramente troppo caldo e abbiamo bisogno di riposarci un attimo. E qui andiamo di là. Alla fine non abbiamo pranzato, abbiamo solo riposato una mezz'oretta all'ombra, ci siamo ripigliati un po' e stiamo cercando di affrontare questi ultimi 200 metri di dislivello e almeno arrivare in forcella. Almeno lì dopo è tutto un saliscendi, ma almeno hai l'idea di essere arrivato, anche se dopo manca un po' ai libri di San Daniele, anche perché avessimo mangiato il panino poi con la digestione in atto non vai più da nessuna parte, puoi solo scendere. Quindi comunque il panorama top, alberi basta, ombra te la scordi. Tutta sta strada per vedere un bastoncino. Muore, sta un becco sopra. Adesso cambio lente. Siamo in forcella e là sopra c'è un stambecchino. Adesso cambio lente e ve li inquadro. Che belli, cari Dio. Amore, com'è? Che carini. Camoscetti o stambecchini? Ah, stambecchini secondo me. Uno non aveva i corni, era piccolo. Forse è un piccolo, sì. Ce ne sono un sacco. Adesso sono lì che brucano. Wow. Allora siamo saliti da qua. Lì è la forcella. Quello lì è il monte Borgà. Noi invece giriamo a sinistra di qua verso i libri di San Daniele. Allora, intanto qui siamo a 2190, abbiamo fatto 1130 metri di dislivello positivo, 7 km e 700 in 5 ore, non male. Adesso qua andiamo vicino al monte Strepezze, che volendo si può andare anche sulla cima, ma seguiamo il sentiero che corre parallelo e va verso i libri di San Daniele, che vedrete quanto belli sono. Dovrebbero essere 20 minuti, è tardissimo, ma vediamo di farcela lo stesso. Ogni tanto ci sono queste spaccature. Guardate che roba là, si vede anche il pelmo. E Bestiale, eh? Antelao, Sorapis e compagnia bella. Bestiale. Oh, ma si vede fuori fino alla Val di Fassa. Ma dai. È là distante, ma c'è.
una roba magica, amore. E da qui li vediamo. Guardate che roba. Questa particolare conformazione delle rocce fa dare il nome a questo posto di Libri di San Daniele. Questa meraviglia della natura. Come dice un altro che fa video su YouTube, quello del canale Curati con Stile, siamo qui nella biblioteca della natura e facciamo un pranzetto. Mangiamo i nostri panini che ci siamo portati per tanta strada. Allora, super panino, paninetto, zucca, formaggio e insalata. Taglieggio, no formaggio. Taglieggio. Buon amore? Qua con vista Vaillant e super libri. Ho messo su anche il caffè. Già intanto prende il sole, si riposa, si asciuga. Caffettino. Caffettino pronto. E buon caffè. Dopo il nostro pranzetto con un panino, caffè, biscotti, i biscotti non vi ho fatti vedere, beh, li abbiamo mangiati. E abbiamo fatto un'oretta di pausa. Adesso pian pianino torniamo giù perché ci abbiamo messo 5 ore ad arrivare, però è 5 ore con tutte le pause, quindi di dislivello e lunghezza più o meno sono 4 ore se non vi fermate mai ad arrivare fin qui ai libri. Con le varie soste, insomma, in 4 ore vi fermerete 10 minuti ogni tanto, quindi viene fuori un'ora in più. E in più avevamo fatto mezz'oretta giù, quindi siamo anche stati bravi, amore. Siamo fermati mezz'ora giù lì a riposare. Infatti. Prima degli ultimi 200 metri, quindi. Adesso per tornare indietro, minimo 4 orette servono, quindi arriviamo giù forse col buio. Ma già detto che ha le torce dietro, quindi siamo a posto. Quelli, amore. Piccolo. È piccolo l'amore. Ci guarda. Che belli. Era quanto è stupenda la natura. Avete visto il stambecchino, cioè la mamma col piccolo che va a succhiare il latte. Che carino. È bellissimo.
La natura tra i libri che abbiamo visto prima e questo, cioè qua è solo meraviglia. Se sono messo così si vede meglio che c'è il sole. E è veramente il luogo delle meraviglie, vero? Abbiamo fatto una fatica immensa, quel caldo tutto venire qua, ma ne valeva la pena, vero? Assolutamente sì. Poi adesso si sta molto meglio. E adesso ci muoviamo ad andare giù perché è tardino, però Oggi abbiamo talmente faticato che Fabio mi ha persino prestato la sua super maglietta, perché la mia è da buttare. se volete potete prendere quel sentiero lì, arrivare sulla cima del Borgà, ci vorranno 10 minuti. Molto consigliato andare lì. E qui tre lì. Amore, ma come caprioleggiano, sono stupendi. Forse qui è Camosci. E hanno i cornetti in su qui. Qui i camoscetti, amore. Qui hanno Ah, nel sederino bianco il camoscio, vedi? Oh, che carini, ciao! Siamo arrivati al rifugio Cava Buscada. È andata a finire che siamo in rifugio a ordinare delle birrette. Sì. Meritate dopo tutto quel dislivello? Ce ne aspetta altrettanto? Quanto manca? 600. Dai, e? Fa buio? Vediamo. Tu in quello che credi da soli. Beh, c'è buio. C'è ancora luce. Dai. Allora, qui che abbiamo il Duranno, che è il secondo monte più alto del Friuli, il primo è il Poglians. Mettiamo anche il link di un video che abbiamo fatto lì vicino l'anno scorso, in Carnia, vero già? Yes. Sì. Si è fatto quasi buio, siamo arrivati alla strada almeno. Come vedete c'è buio, stiamo tirando via i sassi dalle scarpe perché ne è discesa, insomma, sempre qualche sasso nasce nella scarpa. E facciamo l'ultimo pezzo qua di forestale e arriviamo alla macchina, poi vi diciamo che nella partita dell'autofocus dove andare, mi devo guardare, ok. Alla macchina vi diciamo solo quanta strada abbiamo fatto in tutto, comunque fino a qui consigliatissimo fare questo sentiero, però attenzione che in totale, non solo fino al punto più alto, ma con tutti i sali-scendi, abbiamo totalizzato di dislivello positivo 1336, quindi... E quindi no gratis. No gratis. Quindi valutate se domani dovete andare a lavorare, che noi dobbiamo andare. Ogni mattina tanto io mi devo alzare alle 6:30 e un'oretta dopo, quindi fortunella. Che lusso, però stacco un'ora dopo di te. Sì, dai. E quindi stupendo sopra è la natura padrona, ecco, la natura è padrona, è il titolo del sopra, vero? Se proprio non ve la sentite di fare tutta questa strada, diglielo. Potete tranquillamente fare non come noi, ma prendere una jeep del rifugio Cava Buscada, che sono gentilissimi. Vi portano fino lì e da lì poi fate tranquillamente tutti i libri di San Daniele e avete 700 di dislivello. 600 in meno di quello che abbiamo fatto. Esatto. Quindi insomma, metà strada, bel compromesso. Adesso Siamo arrivati alla macchina e se siete arrivati fino a qua mettete un bel like, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e fate un bel commento giù con scritto brava Jack che è riuscita ad arrivare fin giù anche con le ginocchia completamente distrutte. È un male assurdo, vero Jack? Grazie a tutti. Dite brava Jack, 1330 metri di dislivello, non è, insomma, è una bella pettinata. E serve budget per le protesi perché ormai è andata. Super illuminato dalla torcia. Allora
come avete visto 1340 metri di dislivello positivo della giornata, praticamente 16 km in 10 ore e 40 comprese tutte le pause. E con questo si conclude con buio naturalmente, e vediamo appuntamento alla prossima avventura. Ciao!